Di nuovo qui, ben trovati. Il monumento che vi raccontiamo oggi non ha certo bisogno di presentazioni. Centro Antico. Il suo vero nome è Tomba Bonomini, ma qui a Brescia tutti la conoscono come Tomba del Cane. È situata sui Colli Ronchi lungo la via panoramica. Il progetto è dell'architetto Rodolfo Vantini, lo stesso del cimitero vantiniano e di altre opere. Nonostante fosse un architetto neoclassico, questa è un'opera tarda del 1860 e dunque è già in uno stile diverso, neogotico, ispirato alle arche scaligere di Verona. Fu costruita in pietra bianca di Botticino per ospitare le spoglie di Angelo Bonomini e del suo socio Giuseppe Simoni, che furono importanti benefattori degli ospedali civili di Brescia. Purtroppo, mentre la tomba veniva completata, cambiarono le leggi e venne vietata la sepoltura in privato, poiché i morti andavano obbligatoriamente messi nei cimiteri pubblici. Pertanto rimase una tomba vuota. Il vero motivo per cui è chiamata Tomba del Cane è ignoto, ma ci sono tante leggende a riguardo. C'è chi dice che vi sia sepolto il cane di una giovane fanciulla che aiutò la sua padrona a resistere alle insidie di un ufficiale austriaco. C'è chi invece dice che vi fu sepolto il cane di Bonomini al posto del benefattore. Il detto di oggi è molto simpatico e ha a che fare con la vanità. Bei en fasa, brucia in piazza. Restate lì. Centro Antico. Pronti allora con questo panorama bellissimo sulla nostra città? Bei en fasa, brucia in piazza. Andiamo a trovare qualcuno brucia in piazza, ma anche bello speriamo, Non vorremmo dirlo dei bambini perché sembrano belli, però c'è un detto in dialetto che dice che bei en fasa brucia in piazza. Che significa secondo voi? Fascia, brutti in piazza. Cioè? Belli da piccolini e brutti dai grandi. Sta scappando, c'è la pendenza, stava andando via il passeggino. Proprio questo è. Speriamo non capitino di cose perché sembrano proprio belli. Poi se prendono dai genitori che sono bellissimi. Sì, grazie. Qui c'è il mio amico Mauro, l'ho fermato e devo fargli sta domanda. Tu Mauro, tra l'altro, sei di Brescia? Sono originario da Valcamonica. Vabbè, allora. Sì, bresciano, dai. Benissimo, senti. Bella in fasa, bruta in piazza. Che vuol dire? Che vuol dire? Bella in faccia? Bella in faccia e brutta in faccia. Quando eri piccolo, praticamente. Quando eri piccolo, Mauro? Ero piccolo, però ero tremendo. Però sei stato bello da piccolo e bello adesso. Sì, anche adesso, dai, insomma, bello, con 57 anni quasi. Insomma, abbastanza... Un best chat. Un best chat, dai. Allora, qui non possiamo sbagliare perché c'è una nostra telespettatrice, ci ha riconosciuto, siamo molto... Sì, perché apprezzo molto il dialetto. Scrivo anche delle poesie in dialetto e dei racconti per Alunare Gambarese di Gambara, nel mio paese d'origine. Bene, allora non possiamo sbagliare, non possiamo far figurarci, anche perché è un insegnante che insegnava il dialetto, ha detto che ha insegnato il dialetto anche a un arabo. Allora, quello di oggi è bella in fasa, bruta in piazza. Si dice che quando un bambino è bello appena nato, poi da grande non sarà poi così bello. Sta attenti a dire che ti siete ai nipotini, perché poi... Sì. Ai nipoti? 8. 8 nipoti. Era bei in fasa e brucia. Non tutti, perché gli ultimi 2 che sono gemelli, poverini, erano veramente poco belli, però adesso stanno crescendo e diventano sempre più belli. La nonna vi vuole bene, Per i nonni ovviamente, non per... Poi noi ci facciamo scappare una brasiliana a Brescia, dai, da bravi. Fascia, brutto in piazza. Tu non sei di questa, che sei bellissima. Cioè, teoricamente, stando a questo detto, tu dovevi essere una bruttissima bambina appena nata, perché... Insomma, lo ero un po'. Adesso è bella, però. Chi è bello da bambino, ma si diceva bella in fascia più che bella. Bella in fascia, brutta in piazza, bella da bambina, ma quando è grande non vale. C'è un problema, signore, che io ero bruttissimo da bambino, sono brutto tuttora. Com'è sta cosa? È un bel ragazzo, non lo dico per far complimenti. Non sono manco più un ragazzo. No, ma sembra, in confronto a me, scusi, per me siete tutti ragazzi. Bene amici, chiudiamo anche questa nostra simpatica puntata. Bei en fasa, brucia in piazza.
ovvero belli in fasce, non in faccia, in fasce, e brutti in piazza. Si è belli, carini da piccoli appena nati e poi crescendo magari si diventa brutti, ma può anche capitare la cosa contraria, bruttini appena nati e poi dei bei ragazzi e delle belle ragazze in età più avanzata. Vi salutiamo dalla Tomba del Cane con un panorama sulla nostra città davvero molto suggestivo. Alla prossima, grazie!